Quanto può essere sottile il confine tra una tranquilla passeggiata in campagna e una scoperta sconvolgente. Mi sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Cerchiamo nelle campagne di Monastir, dove il ritrovamento di un corpo senza vita ha aperto un mistero che gli investigatori stanno ancora cercando di risolvere. Seguimi, perché questa non è solo notizia di cronaca, ma una storia che ci interroga sul buio che a volte si nasconde a pochi passi da casa nostra. Siamo in una zona di campagna vicino a Monastir, in una località chiamata Canas Beccia. Un residente sta passeggiando come avrà fatto chissà quante altre volte, ma questa volta il suo sguardo cade su qualcosa di anomalo. Dentro il rio Fluminendu, nascosto tra la vegetazione, c'è un corpo. L'allarme scatta immediatamente. Torni Corassardo che ogni giorno setaccia le notizie della nostra terra sulle fonti più autorevoli. Quando una storia del genere emerge da un piccolo centro, le domande diventano subito più profonde e personali. Il corpo era in condizioni tali da non permettere un riconoscimento immediato, ma c'è un'ipotesi, una pista precisa su cui i carabinieri stanno lavorando e che potrebbe dare un nome e una storia a questa tragedia. Te la svelerò tra pochissimo. Ovviamente in questi casi la chiamata 112 è un atto dovuto, immediato. In poco tempo quel luogo di pace si trasforma nella scena di un'indagine complessa, con i carabinieri di Dolianova e gli specialisti della scientifica sul lavoro. Una scoperta del genere in un luogo così isolato apre mille interrogativi. Non si tratta solo di capire chi sia quella persona, ma come sia finita lì e perché. È un giallo che si consuma nel cuore della nostra isola, un promemoria di quanto la vita possa essere fragile e di come a volte una persona possa scomparire nel silenzio più totale. Ed eccoci ora arrivati alla rivelazione che ti avevo promesso. L'identità. Gli investigatori stanno seguendo una pista molto concreta. Il corpo infatti potrebbe essere quello di un uomo di 55 anni di Monastir, la cui scomparsa era stata denunciata da un familiare poco tempo fa. Ovviamente non c'è ancora certezza, servirà l'esame del DNA, ma questa è la prima dolorosa ipotesi che potrebbe dare un volto alla vittima. Di fronte a un mistero del genere, che si consuma in un piccolo centro della Sardegna, qual è la prima domanda che ti viene in mente e quale pensi che sia la verità più difficile da accettare in casi come questo?